Buonasera ragazzi, buongiorno proprio no. Buonasera a tutti ragazzi. Ci sarebbe una massa d'aria estremamente calda che si diffonderà su tutta l'Europa centro-orientale, diciamo durante questa settimana. Una massa d'aria molto, diciamo, influente, quasi parla di gradi centigradi sopra la norma, diciamo, del periodo. In effetti ragazzi qua oggi ne abbiamo 21 ottobre, ma qua le temperature stanno proprio impazzendo, cioè si pensa che questa settimana si arriveranno a punte anche di 32 gradi, quindi non è che sia tanto normale, quindi è una cosa un po' anomala per il periodo. Quindi diciamo che dal 21, cioè da oggi fino al 27, ci sarà proprio questa settimana, diciamo che sarà bollente, quindi hanno detto tipo un caldo africano, quindi ma non si tratta solo dell'Italia, qua si parla dell'Europa in generale, compresa l'Italia, quindi non è un problema italiano, ma un problema di tutta l'Europa, quindi le temperature arriveranno anche oltre i 30 gradi. Sicuramente le più colpite saranno Sicilia e Sardegna con punte più alte, ma in tutta Italia comunque ci saranno, diciamo, al centro-sud dai 26 ai 30 gradi, mentre al nord, diciamo, ci saranno punte da 20-26 gradi, quindi più o meno si manterrà giusto un po', però a sud le isole proprio estate, vede, non dico proprio estate, ma quasi poco ci manca, quindi diciamo arriverà una settimana proprio di fuoco, quindi come dicono pure i famosi modelli climatici, meteorologi, diciamo che questa è una cosa un po' anomala per il periodo che ragazzi qua in 10 giorni stiamo a novembre in effetti, quindi le temperature già dovevano incominciare ad abbassarsi, invece qua pare che più si va avanti e più si alzano le temperature, qua si parla di 15 gradi sopra la norma del periodo, quindi stiamo molto molto al di sopra delle norme. Quindi pure su Polonia, Ucraina, Romania, pensate che in questi paesi già di questi tempi faceva le nevi, faceva freddo, invece no, fa caldo pure in questi paesi, quindi è proprio una cosa anomala in tutta l'Europa, quindi non è un problema italiano, bensì di tutta l'Europa, quindi Germania, Francia, ovunque farà caldo, quindi un'ondata di 15 gradi, ragazzi, ci aspetta questo, diciamo, da partire da oggi fino al 27. Sì, sì, anche in Germania, grazie, sì, sì. Quindi da oggi fino al 27. Poi nel finale del mese, come avevamo detto, ci sarà quell'ondata di maltempo. Però questa settimana qua proprio la dà proprio a livello di 30 gradi, 32 gradi, penso un poco. Quindi diciamo è proprio una condizione, come dicono loro, anomala. Quindi Francia, Germania, Balcani, diciamo dappertutto in effetti, Europa orientale, nord orientale, quindi non è solo l'Italia ma tutta l'Europa, quindi aspettiamoci dal 21 al 27 questa ondata di caldo. Quindi ragazzi, qua secondo me davvero andiamo a male di nuovo. Eh sì, stavo alla villa comunale stamattina, ho detto vabbè, mo la faccio un attimo una ripresa prima di andare là e ho fatto, pensavo che già stavano montando le luci, invece ancora no, solo sul corso, hai visto? Sul corso già avevano messo i fiori, però non si vedeva nulla perché di mattina non si vede nulla, devi fare il video di sera, vabbè, mo che metteranno le luci vado a fare il video delle luminarie a Salerno, quindi andrò di notte, di sera, quindi adesso non si vedeva nulla al finale, solo i fiori così, ma comunque pure ci stava un sacco di gente nonostante oggi è lunedì, non è che dici oggi è... Poi se io vado di venerdì e faccio vedere che ci sta si mettono le mani nei capelli. Ma non l'hanno detto ancora, guarda, grazie. I giardini incantati, no, come hanno fatto l'anno scorso hanno fatto tipo la sirenetta, il Biancaneve con la carrozza. Quest'anno, diciamo, l'acqua che hanno fatto l'anno scorso.
Quest'anno ancora non si è sbilanciato il sindaco, quindi ancora a sorpresa ancora. Le luci che stavano sul corso, hai visto, sulla discesa della lungomare, già erano diverse da quelle degli anni scorsi, adesso erano dei fiori rotondi, grandi, quindi si devono vedere quando stanno però. Però secondo me non sarà la stessa scenografia dell'anno scorso. Sì, sono fiori proprio tipo, come devo dire, tipo quei fiori che fai mami non mamma, come si chiama quel fiore là? Margherita, tipo margherite grosse, quindi mi immagino che la margherita quella gialla sia tutta gialla dentro e poi quei petali grossi rossi, quindi penso che sia bella vederla di notte. Adesso di mattina non si vedeva nulla, però secondo me il petalo quello là grande centrale sarà giallo e tutti i petali di vari colori penso, poi non lo so. Comunque, quando ci saranno le luci accese, vado a Salerno e faccio tutta Salerno. Faccio una live pure 2 ore, non me ne importa. Parto dalla villa comunale e me ne salgo per il corso. Metto la macchina un po' più su del Carmine, mi faccio tutta la discesa e tutta la salita. E così faccio. E poi vado a fare l'inaugurazione dell'albero di Natale a Porta Nuova, con l'albero gigante. Non so chi verrà a inaugurare, diciamo, l'albero a Porta Nuova, non lo sappiamo, però alla villa comunale ancora non avevano fatto nessun impianto ancora, anche se avevano già completato, diciamo, tutta la discesa della lungomare e adesso stavano facendo il corso, quindi la prossima tappa sarà sicuramente la villa comunale. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi, dai. Quindi settimana ragazzi, mettete subito scarponi, infradito. Sì, sì, tutti quanti al finale si lamentano, però al finale avete visto la città è sempre bella pulita, comunque le cose le ha fatte bene per Salerno, per l'amor di Dio, non è che è un po' duro, sì, però per Salerno ha fatto tanto, dai, al finale ha fatto una lungomare, ha fatto il corso, la villa comunale, ma ha fatto un sacco di cose buone al finale, di certo non poteva fare lo sceriffo, non poteva dare il posto di lavoro come tutti quanti vogliono a tutti, quindi non si può perché il lavoro non ce ne sta. Però le cose ha fatto Salerno, l'ha fatta bella, dai. Io conosco il figlio, a Piero, a Luca, li conosco a tutti e due i figli. Conosco a lui perché veniva qui a Matierno quando, prima di diventare sindaco, quindi conosco tutta la famiglia sua, quindi li conosco benissimo, quindi posso dirti sì, è un po' duro, può essere tipo come dicono lo sceriffo, al finale non possono dire i salernitani che Salerno l'ha fatta come si deve, quindi hai visto la villa stamattina tutta pulita, bella, la lungomare, dai, è fatta una cosa, vengono quasi da tutta Italia qua a vedere ste luminarie, quindi, e tu lo sai, sei venuto qua alle luminarie, com'è? Il sabato e la domenica qua non ci puoi stare. Come hai detto tu nel video, qua non è nulla quello che avete visto, qua quando arriva la gente, arriva un sacco di gente. Vabbè, sì, vabbè, Caserta è diversa, pure a Caserta ci sono stato un sacco di volte. Pensa che io con gli amici all'epoca, ti sto parlando di quando avevo il circolo, stava un amico che portava le slot machine lì a Caserta proprio, quindi diciamo che andavamo proprio in posti bellissimi proprio dove abiti tu, quindi noi andavamo a quel famoso posto bello di Caserta, come si chiama quella città, quel paese particolare, aspetta, mi scordo sempre, Casal di Principe. Quando andavamo lì a mettere le slot machine, stava un amico che è gestore che portava le slot lì a Casal di Principe. La verità, quando arrivavo lì tenevo sempre paura, la verità. Quando entravo a Casal di Principe, guarda, era proprio una paura. Sì, sì, Casal di Principe va per nominata lì. Quindi quando andavamo lì, perché st'amico mio poi, e dai, accompagnami, e non fammi andare solo. E dico, ma tu tanti posti. Ma avvocato, ma noi andavamo a Casal di Principe, tu hai capito a Casal di Principe chi ci stava all'epoca? Vai a vedere un po' internet e vedi che famiglie ci stavano lì.
là ci stavano molte famiglie, bravo, vedi che lo sai. E pensa che questo amico mio portava le slot machine lì. Vedi che paura che c'avevo io. E io dicevo, ma sicuro che le possiamo portare? No, non ti preoccupare, questi sono amici. E meno male. E questo amico mio mi veniva a prendere e dai, fammi compagnia, anche perché era quello che metteva le slot machine da me. E quindi lo andavo a accompagnare per non farlo andare da solo, perché bravo pure io a montare le slot machine, che mi ero imparato a montare schede, grafica e tutto, quindi a posizionare tutti i fili come si deve, perché mi sono imparato anche questo mestiere ad aggiustare le slot machine, quelle che si gioca allo stato, quelle là che la roulette, queste cose qua, e quindi andavo ad aiutare a lui. Mi pagava, non è che andavo gratis. Però giustamente ad andare lì dove sai che ci stanno tutte queste persone, dico, ma sicuro che ci ritiriamo a casa? Quindi la paura ci stava, avvocate. È come se tu vai da qua, vai a Napoli per portare le slot machine. No, non stavano per strada, però giustamente le slot, tu lo sai, sì, ma guarda, grazie, io ti dico, guarda, io l'ho sempre detto pure a Avvocatella, ma a tutti, io in quegli anni che sono stato al circolo ho incontrato gente davvero di tutti i generi, ma davvero gente mi ha fatta 100-100, eh. Io dico, quando dico 100-100 è perché erano persone che venivano a giocare da me a carte e quindi giocavano a soldi. Io sono stato condannato, io quando a volte ho detto ragazzi, io sono stato condannato dalla giustizia, però io sono stato condannato perché da me si giocava a soldi a carte, quindi non è che io ero un delinquente, capite? Io mettevo a disposizione le mie sale, diciamo, del circolo, del bar per far giocare a carte. Questo era il mio peccato. Solo che le persone che venivano a giocare da me erano tutte persone importanti della strada. Questo era il mio peccato. Però giustamente non potevo dire no, tu sei questo e non ti posso fare entrare, oppure tu sei questo, no, non puoi. Quindi non mi potevo permettere, diciamo, diciamo, una persona importante della strada di dire no, tu non puoi giocare qua perché se viene la questura poi faccio problemi, non faccio problemi. Quindi erano tutti amici al finale, quindi non mi davano mai, sinceramente non ho avuto mai problemi, ti giuro, mai nessun problema. Eppure ti posso assicurare, boh, si inabbona malamente, su. Scherzo, avvocato, sei una brava persona. Quindi al finale ho tanti amici che io certe volte quando ho detto questa storia che ho avuto su internet con questo problema, ragazzi, io se la volevo risolvere, la risolvevo in 2 minuti, non di più. Però ragazzi, la vita è cambiata, le cose sono cambiate, i tempi non sono più gli stessi, quindi non voglio cercare favori a nessuno perché il tempo è finito, quindi è passato quell'epoca e basta, quindi io qua ho chiuso quel bar, ho chiuso quel circolo, ho chiuso, non è che ho chiuso con tutti, io con tutti mi saluto, sì sì, vado per legge, grazie. Io in effetti il maresciallo lo sa, stamattina gliel'ho spiegato, lui lo sa io chi sono in effetti, lui sapeva, dice ma tu avevi il bar lì, un sacco di amici che stanno in strada, lui lo sa. Dice, mi meraviglia che tu sei venuto qua. Ha detto, guardate, io sono cambiato, sono 15 anni che sto lavorando, faccio le fiere, faccio questo, quindi io il circolo l'ho tolto da mezzo e ho chiuso proprio, quindi basta. Quindi io conosco tante persone che ma poteva andare tranquillamente il giorno dopo. Se la signora era venuta il 24, io il 25 già stavo là, però meglio agire per mano di legge. Ma i marescialli sono così, guarda, allora quelli sanno tutti, tutto, quando tu vai lì e gli dici, guarda, allora, ma avvocatella, a me quando sono andato a fare la prima denuncia, la prima denuncia, a me non mi hanno creduto, perché siccome ho dei precedenti e con persone molto influenti
sono stato trovato. Quindi quando vai lì e vai a dire una cosa così, che uno è venuto e ti vuole minacciare, diciamo così, si sono messi a ridere. Perché giustamente dicono non posso venire da te perché non lo fanno, capì? E poi comunque ho portato tutto lo screenshot e gli ho fatto vedere che era vero. Quindi al finale è un casino. Poi sono andato al tribunale, sono andato al PM, dal giudice, è un casino proprio comunque. Io gliel'ho detto, pure io gli ho detto perché la signora mi ha mandato un messaggio, dice tu pure mi hai minacciato, mi fai questo, mi fai quello. Ma io gliel'ho detto a maresciallo, ma figlio io l'ho detto, chiaro e tondo. Ho detto, lo so che è un fastidio, ma io ho detto al maresciallo perché il maresciallo dice tu hai provato a ragionarci, come ci ho provato a ragionare? Ma purtroppo dice sempre la stessa cosa, che devo fare? E ho detto io la verità, l'ho pure minacciato, ho detto ti faccio questo, ti faccio quello, ma ne manca per la testa, ho detto, quindi gliel'ho detto io. Non è che glielo deve dire lei, gliel'ho detto io al maresciallo che dice, quando ho detto gli faccio questo, gli faccio quello, gliel'ho detto chiaro chiaro al maresciallo, il maresciallo è un anno e mezzo ho detto, è normale che mi viene spontaneo di dirti se ti trovo, ti spezzo la dita e ho fatto e finisci di scrivere perlomeno. Ho detto una cosa normale che mi è venuta, quindi non c'è bisogno che la signora, come ha detto, denunciare per questa cosa qua, perché io l'ho detto io in prima persona. Quindi non è che tiene bisogno di farlo lei, perché l'ho scritto già io. Già mi sono condannato da solo io. Ho detto dopo un anno e mezzo, io non credo se la trovo, io riesco a controllarmi. E giustamente che poteva dire? E ti mettete a venire nei miei panni tutti i giorni 100-200 chiamate per un anno e mezzo. E quindi è un casino. Stamattina 50 fotocopie, 5 euro di fotocopie ho speso. 50 fotocopie uno a uno protocollate, tutti i suoi messaggi. Stamattina 5 euro come mi sono alzato solo di fotocopie. Da quando ha visto quel fascicolo ha detto e che gli è qua? E ha detto questo è solo da 15. Allora, quello è allora dal 15 di ottobre solo. Oggi è 21, 50 fotocopie e ho messo i messaggi più importanti, quindi i messaggi quelli più seri. Non ho messo tutti gli altri perché sennò ci voleva 100 euro qua oggi per fare solo i messaggi suoi. Sì, ma quello ha visto il maresciallo, ha detto prima dice chi va in galera, chi va qua, ti minaccia e ti fa e poi ti vuole sposare. Quindi ho detto non l'ho detto, dovete vedere voi, io non ne capisco, ho detto. Quindi non posso farci nulla. Prima ho detto io non lo so. Quindi diciamo ho fatto proprio una mattinata proprio caotica. Sì, sì, ma quello ha detto pure l'igiene mentale pure, mamma mia, un casino, sono andato a portargli tutto, e lei l'igiene mentale ha detto ancora, ha detto ecco, perché ho dovuto fare 50 fotocopie a uno e 50 fotocopie a un altro poi, quindi al finale ho speso 5 e 5, 10 euro al finale, perché poi pure loro hanno voluto le fotocopie. Ma guarda, il giudice, il PM, anzi si chiama così, ma mi pare, ha detto qualcosa sta che non va, dice, qua dobbiamo prendere provvedimenti, dice. Io ho detto guardate, io adesso sto andando via all'igiene mentale, perché giustamente mi è venuta un po' di ansia, ho detto per fare sta cosa avanti, indietro, avanti, indietro. Ho detto ma veramente, secondo me il paziente non sono io qua. Però vengo qua, voi mi dite devi stare più calmo, devi stare così, devi stare così. Vabbè, stiamo calmi. Ho detto, ma voi a posto mio stareste calmi? Ho detto. Io non, ho detto, non ci riesco a stare calmo. Dice, tu dici di agiti, di bisticci. No, avvocato, quando io ho bisticciato con la questura, in effetti non credevano che io stavo, diciamo, in cura presso l'igiene mentale, quindi in effetti io mi sono rivolto all'igiene mentale
Non per me, in effetti, io volevo che l'igiene mentale verificasse la signora se non sta bene, se sta bene. Comunque al finale mi hanno messo a me in mezzo, dice vabbè stai qua, tu devi stare più calmo, non ti devi far prendere delle cose, devi essere più rilassato e mi hanno fatto la cartella a me al finale. Vado lì, gli spiego la situazione come va ogni mese e gli vado a dire ti trovo bene, non ti trovo bene e questa è la cosa che io faccio. Quindi quando ho bisticciato in questura hanno chiamato l'igiene mentale per vedere, ciao Jasmine, se era vero oppure no. Sì, sì, al finale no, mi hanno fatto tutte le visite, ho fatto tutto, è uscito tutto bene, quindi però la signora dice Giuseppe, agiti troppo, la dottoressa, quindi sì, lo so, però non mi hanno dato nulla, ha detto se quando a volte ti prende un po', diciamo, di ansia, prenditi le tranquillite, come ti dissi io, quelle ansiolitici, diciamo, così ti stai un po' più calmo. E ho detto sì, ma ho detto, ma non si può andare avanti così, ho detto perché ho detto non mi posso pigliare queste tranquillite perché mi metto nervoso per colpa della giustizia che non fa nulla. Ma io gliel'ho detto, ho detto guarda dottore, ha detto qua il problema non sono io. Se risolviamo quel problema lì che io ho, io sto bene, ho detto, quindi non mi viene più. No, ma quella mi voleva dare il Tavor in effetti. Io ho detto no, il Tavor non lo voglio perché è troppo pesante, quello lo so. E mi sono fatto dare il Tranquillit che so gocce, le conosco pure mia mamma, ogni tanto se le prende quando non si sente bene, che sente l'ansia. E sì, ho detto no, il Tranquillit va bene, l'Exodan, oppure ma tra quelle là no, le Tavor là come si chiamano, là Valium, cosa, ho detto questa qua no. Ho detto voglio una cosa, due gocce, quando mi viene quella cosa me le prendo e basta. E alla fine ho fatto tutte le visite all'inizio, ma sto parlando di un anno fa, eh. E tutti i quesiti li ho risolti ma proprio facili facili, perché là poi i quesiti che cos'erano? Tutte proprio cose pazzesche, comporre delle figure, delle domande di, diciamo in generale di cultura. Quindi l'ho passata 10 su 10, pensa un po' che ha detto che stava di fuori della norma. Diciamo, in effetti diciamo, ho superato i limiti proprio. Sì, avvocato, ho risposto ma a tutte le domande, quello poi mi hanno fatto le domande che io faccio qui su YouTube, sai, il sole, lo spazio, dove sorge il sole, dove sorge la luna, cose che io faccio normalmente qua su YouTube, quindi erano domande per me facilissime proprio, quindi mi sono trovato proprio a nozze, capì? Poi hanno fatto tipo un puzzle, no? Una figura, ti mettevano una figura avanti e tu dovevi comporre la figura il minor tempo possibile con quei dati quelli là grandi, sai, i dati quelli tipo i bambini. Io guardavo la figura, prendevo i pezzi. Sì, sì, stai a vendere, te l'ho detto, qua fa caldo, avvocato è. Vedi, mo lo spengo, guarda, eccolo qua, lo spento, mo. Qui fa caldo. Non mi credi? Te l'ho fatto vedere. Quindi in effetti ho passato subito tutte queste cose. No, stanno giù, ci sta il tombino, forse tu senti sotto, si è rotto il tombino e sono venuti quelli dell'espurgo a pulire, forse è quello che tu senti. Quindi ho risolto subito tutti questi quesiti, quello ha detto Macchio puoi andare. Poi sono andato a prendere il risultato 10 su 10, ha detto stai bene, è solo che purtroppo questa cosa che ti è successo, che ti sta su... È bravo, eh. Sì, sì, grazie, è così, in effetti è stata così. Loro ti dicono stai più calmo, prenditi le tranquillette, così. Ma sai perché? Perché in effetti, ti dico io perché mi hanno detto le gocce. Hanno fatto tipo certe cose sulle braccia, no? Quando parlavamo di cose normali, diciamo la forza era normale. Poi quando parlavamo della signora, cosa che a me mi dà fastidio quando ne parlo, la forza triplicava, capisci? Avevo dei sensori tipo attaccati sulle braccia
E capì? Per capire la forza quando si parla di una cosa e quando si parla di un'altra. Quindi loro vedevano sullo schermo che quando si parlava di quella determinata persona, sì, la forza aumentava, dice Giuseppe. Quando parliamo di cose, sì, è la causa dell'ansia, quello me l'ha detto. Quando si parla di lei, la tua forza va oltre proprio, si triplica. Quindi dice, se, dice così, e la rabbia, giustamente dice, sei tu, con sta forza che già tu sei grosso e forte di tuo. Sta forza che tu sviluppi durante la rabbia e ti puoi trovare in una situazione un po' particolare. Se colpisci qualcuno tu, dice tu lo fai male. Allora dice prenditi due, quando ti vengono queste cose, prenditi due tranquillitte e ti tranquillizzi. Perciò ho fatto il fatto delle tranquillitte perché giustamente la signora ha visto che c'è stato uno sbalzo esagerato di forza. Cioè, quando si parlava di argomenti che a me riguardavano quella come è andata la situazione così con quei sensori sono proprio andati su e quindi automaticamente significava che durante la mia rabbia la forza aumentava a dismisura. No, no, è così, avvocato, ma io l'ho capito, ho detto quella, in effetti, perciò la dottoressa ha detto prenditi le gocce quando ti senti così, perché dice sei pericoloso, se no con tutta sta forza che tiene, dice la forza che sviluppi è troppo esagerata in effetti. Allora ti devi stare più calmo. Quando vedi che stai un po' agitato oppure sai, stai un po' nervoso, ma è normale, grazie, è un anno e mezzo. Allora, ma io la colpa non è, guarda, ti dico la verità, non è neanche di lei, in effetti. Io la colpa la do alla questura e al tribunale di Salerno che vado a bisticciarmi, perché quando io ho fatto degli errori, no? Io ho pagato e ringraziato la giustizia, no? Quando io avevo il bar ho fatto degli errori e io li ho pagati. Quindi ho pagato la giustizia è stata premiata, diciamo così. No, ho capito, non ti preoccupare, ho capito, Jasmine. Poi, quando succede una cosa così, la giustizia non fa nulla, è lenta. Invece a me subito venivano da me e mi condannavano, quindi questo ho detto a lui. Ho detto, quando venivi da me, mi condannavate, subito mi avete condannato. Poi, quando adesso, e non avevate le prove, perché quando salivano da me non trovavano mai i soldi e mai nulla. Poi mi davano la colpa però senza prove. Qui ci sono tutte le prove, ci sta tutto e non fanno niente. Questa è la cosa che più mi disturba, neanche il fatto di lei stessa. Il fatto che dico è un anno e mezzo che sto qua, dico ma vogliamo prendere provvedimenti. Io non do la colpa a quella che mi stalkerizza, come si dice qua. Io do la colpa giustamente proprio alla giustizia italiana che è lentissima, ho detto. E stavolta, stamattina, a parte bisticciare col questore, carabinieri, polizia, ho detto, guardate, io ho detto, ho mandato anche un messaggio a Selvaggia Lucarelli. Selvaggia Lucarelli, come ben sapete, ha fatto una cosa contro lo stalking su Facebook. Quindi ho detto, io ho contattato Selvaggia Lucarelli, mi ha risposto e mi ha detto che è disponibile a venire a Salerno. Ho detto, se voi risposto, ho detto se voi volete, io chiamo uno e chiamo un altro. Andiamo tutti sui giornali, facciamo uno bello scandalo e vediamo se andate più veloci. Ho detto se volete questo qui, allora facciamo così. Così può darsi che le facciamo prima e risolviamo la situazione. E non fare così, mo la risolviamo e stiamo sempre a fare la stessa canzone. Quindi, diciamo, è un bisticcio continuo fra me, la polizia e il tribunale. L'igiene mentale giustamente si prende tutte le fotocopie, tutte le cose e dici devi stare calmo, ma io dico calmo di che? Ho detto ma se a posto mio stavate voi, eravate calmi? Uno che ti chiama 100 volte al giorno, tu devi stare calmo. Uno che minaccia tutti i miei iscritti sul canale, devo stare calmo. Stamattina ho consegnato tutti i messaggi che mi ha mandato
su di me e su tutti i miei iscritti, tutti. Quindi stamattina ho fatto proprio il completo, 100 fotocopie, 50 uno e 50 un altro. Quindi stamattina ci stanno proprio tutti. In effetti, quello ho guardato, ha detto: ma queste persone chi sono? Sì, sì, Jasmine, in effetti ha detto: queste persone chi sono? Perché tipo ha letto Avvocatella, tipo ha letto tutti i nomi, ha letto questo. Quindi ha detto: vedi cosa gli scrive a questa? A chi la promette di farla trovare così? A chi promette di farla trovare così? A chi la vuole fare questa? A chi la fare questa? Comunque ha protocollato tutto e tutto, quindi in effetti è andata avanti così tutta la mattinata, ho fatto proprio una mattinata proprio esagerata. Poi da lì al tribunale, meno male che l'igiene mentale sta vicino al tribunale, così ho dovuto solo un po' attraversare la strada, diciamo, quindi ho finito quasi alle 2 comunque, scherzando, scherzando, da stamattina alle 6. Quindi ho finito tutta la storia alle 2. Ho fatto 8 ore, 8 e 6, 14, 8 ore per fare tutto sto gioco qua. Quindi proprio un casino eccetera. Poi dice la giustizia è uguale per tutti. Come? Mi ha detto togliete quella scritta, ho detto. Poi è successo che la stampante, diciamo, come si dice, no? La tastiera del maresciallo qualcuno l'aveva cambiata in inglese e quindi quando scriveva sbagliato, quindi abbiamo impiegato ancora. Ciao Nicolas! Abbiamo impiegato ancora di più perché non riuscivo a metterlo in italiano. Un casino proprio, ragazzi, proprio. Proprio giornata dura oggi. Poi oggi ho dormito un po' di orette, me ne sono svegliato poco fa, quindi un paio di orette me ne sono fatta. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, vediamo che ci dobbiamo mangiare, sì, 7:30 già. Qualche cosa dobbiamo imparare. Sì, a fine ottobre, sì, tutta questa settimana però Nicolas, caldo massimo. No, ma sto sereno, figurati, figurati. Quindi questo dal 21, cioè da oggi fino al 27 ci sarà questa ondata di caldo in tutta l'Europa, quindi non solo in Italia. Poi nel finale grande sorpresa di ondata di freddo artico, quindi ci sarà ad Halloween, come avevo detto già nel video di ieri, questa forte pioggia e diciamo rovesci a carattere temporalesco, quindi meno male così i bambini non vanno a fare dolcetto scherzetto. Vabbè, facciamo la sorpresa a fine mese, facciamo. Vabbè, ti saluto Nicolas. No, qua Jasmine ho fatto il video poco fa, hai visto? Ho fatto tramonto. Proprio un tramonto era rosso, era, quindi significa che domani farà caldo di nuovo. Io ho fatto il video poco fa, ho fatto tramonto rosso, ma è rosso proprio il cielo, anche adesso che mi affaccio, no, io vedo l'orizzonte, è tutto rosso, quindi significa che domani farà caldo ancora. E poi domani ti faccio il video e ti faccio vedere com'è. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, vado a vedere, ma non lo so, non lo so, a parte voglio vedere che dobbiamo mangiare. Allora, la verità vorrei fare tipo, voglio fare le zucchine e carne macinata di pollo, però lo voglio fare in un tegame di, sai, quelli di alluminio. Faccio uno strato di zucchine con la mozzarella, poi ci metto questo strato di macinato di pollo, poi un altro strato di mozzarella e poi un altro strato di zucchine, capisci? Tipo un timballo di zucchine e macinato di pollo. Quello là senza antibiotico, che sta nelle vaschette già fatto. E poi mi mangi, già bene, che faccio? Una pagnotta di pane vicina, no scherzo, no. Un po' di pane vicino e buonanotte. Poi lo metto nel forno, Jasmine. Dopo lo metto nel forno e lo faccio, gli metto un po' di pane grattugiato sopra nel finale per farlo croccante croccante
e lo faccio stare una ventina di minuti nel forno, non di più, perché le zucchine già le sto bollendo in effetti, quindi già sono belle già fatte. Quindi deve fare solo un po' la carne macinata, quella di pollo, quella diciamo che sta confezionata dell'aia, quello senza antibiotico. Quella è quella di 300 grammi, sai, quella fettina bella grande grande di pollo. E diciamo mi faccio, mangio sì pulito, però abbondante, diciamo. Quindi le zucchine le ho fatte, il pollo già sta fuori perché l'ho comprato ieri, però l'ho congelato e poi l'ho cacciato oggi pomeriggio quando sono andato a riposare, quindi adesso sarà già fatto. In forno tutto, quindi mozzarella, zucchine e diciamo il macinato di pollo, che poi è un solo pezzo in effetti, quindi rimane proprio spesso. Vabbè, se dopo riesco faccio pure il video così ti faccio vedere come lo faccio. Così faccio pure un video, così ti faccio vedere come lo faccio per gusto, così già che mi trovo faccio il video, così ti faccio vedere come lo faccio io. Vabbè ragazzi, vi saluto, vado un attimo a mangiare, quindi a preparare. Già, ci sentiamo dopo. Vabbè, ok ragazzi, ciao a tutti.